Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Catania, vigili del fuoco ancora in azione per l'incendio divampato in via Fossa Creta. Il rogo, quasi certamente di natura dolosa, ha minacciato anche il cimitero. La droga entrava nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto con il cibo che la moglie di un detenuto portava al marito, che impartiva gli ordini con un cellulare. 9 arresti. La Corte dei Conti indaga sulla crisi idrica in Sicilia, riflettori accesi sulle tariffe dell'acqua prelevata dagli invasi, quasi tutti a secco. Scoppia la protesta a Nicosia, nell'Ennese, dove l'acqua arriva una volta alla settimana e i cittadini esasperati manifestano con un water accanto alla fontana a secco. Al Teatro Greco-Romano l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università di Catania, il più antico ateneo della Sicilia. Pazzi per il caffè al bar o con la moka, la tazzina unisce tutti e diventa occasione di convivialità. Calcio, terza vittoria esterna consecutiva per il Palermo, che ha piegato il Sud di Tirol 3-1. I rosanero salgono al 6° posto. Il Messina perde ancora in trasferta, giallorossi superati 2-0 dal Picerno. Il Catania prepara la sfida di domenica a Caserta. Bentrovati, la cronaca ci porta subito a Catania, dove il cimitero è stato lambito da un vasto incendio che si è sviluppato a Fossa della Creta. Il rogo sarebbe di origine dolosa, l'assessore Petralia dice: momenti drammatici, per fortuna avevamo realizzato dei viali tagliafuoco. Tonino De Mana. Restano i focolai, alle mie spalle l'odore acre dell'incendio che per oltre 12 ore ha impegnato i vigili del fuoco, fiamme che hanno lambito anche il cimitero monumentale. Fiamme altissime che hanno incenerito le fosse a ridosso di via del Divino Amore. Sembra che ignoti stessero bruciando guaine di rame per rubare il metallo quando all'improvviso le lingue di fuoco si sono propagate, alimentate dal vento e dalla vegetazione incolta. L'incendio ha lambito il cimitero monumentale costringendo i soccorritori ad evacuare l'ala delle colombaie ed alcune confraternite per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco. La Catania Multiservizi ha aperto i cancelli rendendo possibile l'accesso ai vigili del fuoco che si sono subito precipitati sul posto facendo un grande intervento proprio in quest'area, evitando che le fiamme dalla parte esterna giungessero sugli alberi che si trovano proprio qui nei pressi delle colombaie. Visitatori costretti a lasciare in fretta e furia il Camposanto. Che eravamo qua, abbiamo visto tutto il fuoco che appicciava, perciò automaticamente sembrava che avevano acceso qualcosa così, invece no, era diverso perché ci siamo spaventati tantissimo. Mentre si spengono gli ultimi focolai, in mattinata sono stati necessari altri lanci d'acqua, si contano i danni con intere zone del cimitero senza luce a causa dell'incendio che ha danneggiato un traliccio e la cabina elettrica. E poteva andare peggio, come sottolinea l'assessore Petralia. Il video che vedete si riferisce ad un intervento del 24 settembre scorso con la realizzazione di provvidenziali viali tagliafuoco. Già a fine settembre avevamo portato a termine le operazioni di realizzazione delle linee tagliafuoco e devo dire che queste hanno avuto effetto perché comunque le fiamme sono fortunatamente rimaste lontane dalle abitazioni. Prevenzione che sarebbe mancata invece in altre zone di Librino e via Fossa della Creta, come denuncia da tempo Carmelo Barbagallo. Ovviamente la mancanza di prevenzione aggravia il tutto. Ieri l'incendio a Sterpaglie, sicuramente potrebbero capitare in seguito anche altre tipologie di interventi come nubifragi e se non c'è prevenzione, ahimè, saremo sempre qui a parlare delle solite problematiche. Sull'incendio è stata avviata un'inchiesta, al momento si procede contro ignoti. Droga nascosta nei pasti nel carcere di Barcellona, dove un detenuto costituiva il vertice di un'associazione dedita al narcotraffico. 9 gli arresti. Francesco Triolo. L'operazione è scattata alle prime ore dell'alba di oggi nell'Interland di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Oltre 60 agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Messina su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura a carico di 9 soggetti. Il reato contestato è quello di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché associazione criminale dedita al narcotraffico. La vicenda ricostruita dagli agenti della polizia riguarda il presunto giro di droga nella zona e anche all'interno del carcere di Barcellona. La vendita al dettaglio della sostanza stupefacente infatti
infatti avveniva pure dentro la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove veniva fatta entrare illecitamente, occultandone gli involucri all'interno di pietanze consegnate ad un detenuto che costituiva il vertice dell'associazione. Era poi la moglie che si preoccupava di dare esecuzione agli ordini impartiti dal marito dall'interno del penitenziario attraverso telefoni cellulari, visto che è stato appurato che l'uomo avesse un cellulare di piccole dimensioni a sua disposizione. La donna quindi rendicontava puntualmente i profitti economici, mantenendo un costante ed aggiornato elenco dei crediti concessi, preparando le pietanze in bottiglie di stupefacente per la successiva consegna all'interno del carcere, anche grazie al contributo inconsapevole di ignari corrieri. L'organizzazione gestiva anche una remunerativa attività di cessione all'ingrosso dello stupefacente ad un altro gruppo criminale gerarchicamente strutturato che gravitava principalmente nel comune di Milazzo e che si era gradualmente sviluppato anche in altri comuni limitrofi. Rilevanti sono ritenuti i profitti economici che entrambi i sodalizi criminosi avrebbero maturato nel tempo e che sarebbero stati spesso impiegati per l'acquisto di gioielli o abiti di grandi firme o comunque per consentire ai sodali di mantenere uno stile di vita ampiamente superiore alle loro disponibilità economica di origine lecita. Gli investigatori hanno infatti ricostruito puntualmente numerosi pagamenti di stupefacenti che avvenivano sia a mezzo denaro contante sia con versamenti elettronici su diversi conti bancari nella disponibilità dei clan. La Corte dei Conti indaga sulla crisi idrica in Sicilia, riflettori accesi sulle tariffe dell'acqua prelevata dagli invasi, quasi tutti a secco. Luca Ciliberti. Mentre la Regione cerca soluzioni per l'emergenza siccità e mentre la Sicilia, soprattutto quella centro-occidentale, fa i conti con la mancanza di acqua, la Corte dei Conti accende i riflettori sui prelievi dagli invasi siciliani e sui relativi costi di vendita. Sotto controllo le tariffe AMAP, l'ente gestore di Palermo, in una inchiesta che, secondo quanto anticipato dal quotidiano La Repubblica, potrebbe coinvolgere anche altri enti gestori e i consorzi di bonifica. Sugli incassi si dovrebbero ricavare i costi di intervento. Già, perché la siccità in Sicilia non solo era prevedibile, ma era già stato denunciato da agricoltori, allevatori e associazioni. Le piogge scarseggiavano già dal 2023, tanto che lo scorso maggio il Consiglio dei Ministri aveva deliberato lo stato d'emergenza nazionale con un primo stanziamento di 20 milioni di euro per la regione. Poca roba, ma utili per alcuni interventi immediati. Secondo l'Istat, nel 2022 in Sicilia la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell'acqua per usi autorizzati è stata del 51,6%. Tutti gli invasi regionali oggi sono in gravissima sofferenza. Le immagini del lago di Pergusa prosciugato hanno fatto il giro d'Italia, ma non è il solo. I risultati nell'area della piana di Catania, ad esempio, soffrono gli agrumeti. Sulle Madonie il raccolto di grano e foraggio è a zero. Sui 29 bacini idrografici regionali, 9 sono completamente a secco, cioè a meno dell'1% di capacità, e ben 10 hanno meno del 4% di acqua. E le piogge di agosto sono state pressoché ininfluenti. Adesso, più che interventi spot, servirebbe programmazione e interventi strutturali a lunga scadenza. La crisi idrica a Nicosia ha raggiunto livelli critici, portando i cittadini a organizzare una protesta simbolica con un water accanto alla fontana principale per richiamare l'attenzione delle autorità. Tra siccità e infrastrutture fatiscenti, l'acqua arriva solo una volta a settimana, lasciando la popolazione in forte difficoltà. Ger Italia. Un water posizionato accanto alla fontana, simbolo dell'urgenza idrica che affligge la città e i comuni vicini. È questa la singolare protesta andata in scena in piazza Garibaldi a Nicosia, dove i cittadini, esasperati dalla cronica mancanza d'acqua, hanno fatto sentire la loro voce attraverso un flash mob provocatorio. L'evento ha voluto denunciare una situazione che da settimane mette in ginocchio famiglie e attività commerciali, con l'acqua disponibile solo ogni 7 giorni. I disagi sono enormi. Per far fronte alla carenza molti residenti hanno acquistato dei serbatoi, ma nonostante i sacrifici è sempre più difficile garantire un approvvigionamento sufficiente per un'intera settimana. La scarsa pressione nelle tubature, aggravata dalla siccità e dai problemi alla rete, impedisce spesso di riempire completamente le cisterne. Pochi chilometri più in là, intanto, a Caltanissetta, la protesta delle mamme per la gestione iniqua dell'acqua è arrivata all'11° giorno, con cittadini che lamentano un servizio disomogeneo e discriminatorio. L'acqua arriva costante in alcune zone ed in altre no, ma se Caltacqua aumenta la pressione esplodono le tubature, come sabato in via Libertà. Tra il Nisseno e l'Ennese, dunque, i residenti delle zone colpite chiedono interventi rapidi e strutturali per superare questa crisi che rischia di diventare insostenibile. Ha ingerito pastiglie di ecstasy la ragazza di 18 anni ricoverata in prognosi riservata al civico di Palermo dopo che ha bevuto un cocktail in una festa in via Candelai. Da stabilire se qualcuno gli ha inserito la pasticca nel bicchiere o se sia stata lei a prenderla. Seguiva le vittime
vittime di notte, le derubava di soldi e smartphone. Rapinatore seriale è stato arrestato a Catania, un 29enne ritenuto l'autore di almeno 4 rapine commesse nel quartiere Borgo Sanzio di Catania durante le ore serali e notturne. È stato identificato grazie alla collaborazione delle vittime. La cornice del Teatro Antico Greco-Romano per celebrare l'inaugurazione del 590° anno accademico dell'Università di Catania. I traguardi illustrati dal rettore Priole, ospite d'eccezione il professore Carlo Vecce e poi le narrazioni del professore Emanuele Coco e ad arricchire la serata gli interventi musicali del coro d'Ateneo e le incursioni sonore di Puccio Castro Giovanni. Sentiamo Desiree Ferlito. Il coro d'Ateneo in una location d'eccezione è una suggestiva cerimonia per celebrare l'inaugurazione del 590° anno accademico dell'Università di Catania, il più antico ateneo siciliano, uno dei più antichi d'Italia ed Europa. La cornice del Teatro Antico Greco-Romano, luogo simbolo della città per commemorare anni di sapere, di formazione e storia, di un ateneo che ha il ruolo di essere luogo di formazione per i giovani. Un ateneo che mira certamente a lasciare il segno, ha sottolineato il rettore Francesco Priolo, illustrando i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri. Il tratto identitario di un ateneo comunità capace di superare le crisi più profonde, ritornando a essere il cuore pulsante della vita culturale della città. Ad arricchire il racconto la musica e la danza con le incursioni sonore del musicista Puccio Castro Giovanni e le coreografie di Cicely Made. Ospite d'eccezione il professor Carlo Vecce, considerato uno dei più importanti studiosi al mondo della vita e delle opere di Leonardo da Vinci. Ricco di speranze infine il messaggio di Sara Zappulla, vicepresidente del Consiglio Nazionale Studenti Universitari. Faccio parte di una generazione che ha scelto di non lasciare la Sicilia, scommettendo sulla propria istruzione e sul proprio futuro in una terra che ha difficoltà a scommettere su se stessa. E come questa studentessa che avete appena sentito, sono tanti i giovani che decidono di restare in Sicilia. Sentiamo cosa ci hanno detto nella giornata che ha dato l'avvio ai corsi di studi universitari. È andata per noi Simona Mazzone. Se uno studente universitario su 4 lascia la Sicilia per l'anno accademico in corso a Catania, sono 7.520 gli immatricolati contro i 6.347 dello scorso anno. Parliamo di tutti i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, iscrizioni all'Ateneo catanese dunque in crescita, ma ci sono dei fattori che però vanno considerati. I numeri parlano chiaro, oltre 1.000 iscritti in più rispetto allo scorso anno, ma c'è da dire però che anche i corsi di laurea sono aumentati. E poi c'è la riduzione dei corsi a numero programmato o chiuso e il conseguente aumento di quelli ad accesso libero, così come l'aumento dei posti disponibili per i corsi di area medica, medicina, chirurgia e professioni sanitarie, stabilito dal governo negli anni scorsi. È innegabile anche un altro dato: la Sicilia negli anni si sta svuotando. La cosiddetta fuga dei cervelli comincia proprio dall'università e spesso dagli ultimi anni del liceo. All'estero ci sono maggiori opportunità, soprattutto lavorative. E allora perché restare in Sicilia? Voglio rimanere qua, voglio andare contro questa ideologia che fuori è meglio e voglio trovare il lavoro qua. Perché avevo già studiato fuori e quest'anno ho deciso di rimanere un po' più vicino a casa. Perché questo è il posto che amo e la terra che non vorrei lasciare mai. Volevo stare vicino alla mia famiglia, non mi piace studiare fuori. Chi completa gli studi nell'isola spesso sa già che qui non resterà. Foglio di carta in mano, si decide di volare verso altre mete. Io veramente mi sono appena laureato in scienze motorie, proprio in questo istante, ma la mia intenzione non è quella di rimanere qua, quindi diciamo sono già mentalizzato ad andare al nord. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. E adesso parliamo della bevanda più amata nel mondo e anche in Sicilia, e cioè il caffè. C'è chi ne beve più tazzine al giorno, soprattutto come occasione per stare insieme. Francesco Aloi. Ma il caffè quanto è buono? Tantissimo, buono, con etichetti di rassù. Sapore, qualità, identità.
In una parola, caffè. Sono più di 3 miliardi le tazzine che ogni giorno nel mondo vengono riempite con la bevanda più amata, quella che è in grado di unire tutti. Ed oggi è la sua giornata. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto un voce fermette, guai. Dalla moka all'espresso napoletano, ma le varianti sono tantissime. Uno dei simboli dell'italianità nel mondo. Certo, il caffè unisce, va bevuto sempre in compagnia, anche da soli, comunque si può anche bere anche da soli, è un ottimo caffè. Ma i giovani le chiedono il caffè? I giovani sì, però deve essere maggiorenne. Ne beviamo fin troppo la mattina e quindi diciamo è più che altro la scusa per stare assieme con gli amici. Proprio l'Italia, secondo il Consorzio Promozione Caffè, ne è il secondo esportatore al mondo. In estate o in inverno, ghiacciato o bollente, è sempre di tendenza. Ma c'è chi a quello del bar preferisce il caffè preparato in casa, come Edoardo De Filippo. Chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zelo, lo stesso amore? Capirete che dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente. Ma il caffè fa bene o male? Utilizziamo il caffè in modica quantità, utilizziamo con una dieta soprattutto equilibrata che ci permetta, mangiando molta frutta e verdura di almeno 7 colori diversi, di assumere la giusta quantità di proteine che poi il nostro caffè ci aiuta a sintetizzare meglio. Mattina, pomeriggio o sera, non importa. Buon caffè a tutti. Adesso parliamo della Fondazione Federico II. Il presidente Gaetano Galvagno ha illustrato oggi le prossime attività culturali. Artisti siciliani e internazionali daranno vita alla Via degli Eroi in tutta la Sicilia, poi murales sui temi della legalità, e sono state incrementate anche le borse di studio. Marco Gullà. Street art, rigenerazione urbana e inclusione sociale sono alcuni dei punti chiave delle prossime attività culturali della Fondazione Federico II, illustrate questa mattina dal presidente Gaetano Galvagno. Tra le iniziative anche un ambizioso progetto di street art che coinvolge artisti siciliani e internazionali nella realizzazione di opere che hanno come tema la legalità. Un progetto di street art per combattere quella che è la criminalità organizzata, la mafia, un fenomeno che ha attanagliato la nostra terra e attanaglia tuttora, e abbiamo scelto alcuni palazzi assolutamente sensibili, alcune città, cominciando da Paternò, che è la mia città, che purtroppo ha fatto parte del Triangolo della Morte, quindi una città assolutamente simbolica. La legalità che si intreccia con la memoria tramite le iniziative della Fondazione. Io credo che sia utile a tutti noi coltivare la memoria, che non è solo il ricordo. La memoria è la modalità con la quale tutti noi rinnoviamo un impegno contro la mafia. E per supportare i giovani il presidente Galvagno ha aggiunto: stiamo lavorando ad un incremento delle borse di studio per gli studenti. Si tratta, ha sottolineato Galvagno, di 25 borse di studio da 2.000 euro per coloro che hanno ottenuto il punteggio 100 e 50 borse da 500 euro per quelli che hanno ottenuto un punteggio da 90 a 99. Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre annunciato che alcuni giovani con la sindrome di Down collaboreranno con la Fondazione Federico II per la gestione dei flussi turistici a Palazzo Reale. Sono stati premiati 10 giornalisti che hanno saputo raccontare meglio la spesa dei fondi europei in Sicilia nel 2023. La cerimonia di consegne dei riconoscimenti "L'Europa si racconta" è avvenuta a Palazzo d'Orléans. I premi sono stati consegnati dal presidente della regione Schifani e dal presidente e vicepresidente dell'ordine Gueli e Licastri. Primo classificato per le TV il nostro Luca Ciliberti con un reportage trasmesso da Telecolor. Per la carta stampata Michele Guccione della Sicilia. 30 anni fa moriva all'ospedale di Messina Nicholas Green, il bambino ucciso per errore mentre era in auto con i genitori. I familiari decisero di donare i suoi organi. Nel Focus 24 di oggi Giusy Lazzara parlerà di donazione e trapianti con Angelo Ferrandelli, presidente provinciale AIDO Palermo, Domenico Grasso, cardiochirurgo, e le testimonianze di chi ha ricevuto un organo. Appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. La linea WhatsApp per le vostre domande è la 342 7455 005. Adesso una pausa, ci vediamo tra pochissimo per parlare di calcio.
Eccoci al calcio, terza vittoria consecutiva in trasferta per il Palermo, che ieri ha piegato il Südtirol con il punteggio di 3-1 in rete Bania, Diakité e Insigne. Marco Gullà. Il Palermo si conferma squadra da trasferta, ottiene la terza vittoria di fila lontano dal Barbera ed espugna il Druso con una prestazione che ha cancellato quella opaca di Coppa Italia a Napoli. 3-1 al Südtirol e 3 punti d'oro per la formazione rosanero, adesso seste con un pieno di entusiasmo dopo la vittoria di Bolzano. Dionisi torna al 4-3-3, Leduaron, Henry e Di Mariano in avanti, ritmi bassi all'inizio del match, il Südtirol ha un piglio più aggressivo ma è il Palermo a trovare il vantaggio. Punizione ben battuta da Ranocchi e colpo di testa del difensore turco Bania che porta in vantaggio il rosanero. La partita cambia, i siciliani hanno un'altra marcia e giocano bene sugli esterni. Nel finale di tempo il Palermo è vicino al raddoppio, bella palla di Di Mariano per Henry che non riesce però a controllarla davanti a Poluzzi. La ripresa è aperta da una doccia fredda per il rosa, strepitosa punizione di Casiraghi, palla in rete, 1-1. Ma la paura dura poco, sempre Ranocchia confeziona un altro grande assist, questa volta per Diakité, spizzicata di testa e palla in rete, 2-1. La girandola di sostituzioni porta un altro cambio di risultato. Il subentrato Roberto Insigne, al termine di un'azione orchestrata da Brunori e Segre, arrotonda lo score in favore del Palermo. Ma la partita è stata positiva, difficile, equilibrata, più nel primo tempo che nel secondo, e abbiamo fatto veramente bene dopo l'1 pari, ma abbiamo approcciato benissimo, siamo passati in vantaggio su palla inattiva, abbiamo fatto un altro gol su palla inattiva, una cosa che ci stava mancando, e abbiamo qualità anche per fare gol in queste situazioni. Prossimo impegno per il Palermo in casa domenica contro la Salernitana. Sconfitta per 2-0 ieri sera del Messina a Picerno. Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi subiscono 2 reti nel finale. Sergio Colosi. Solito Messina anche a Picerno, prima si difende bene, crea qualcosa, poi si distrae, va sotto e la reazione è inesistente. 2-0 per i lucani in vetta insieme al Benevento, mentre il Messina comincia a stabilirsi nella bassa classifica, dove ha sempre vissuto con Sciotto in Serie C. Modica sceglie Liena Triello, ma non rinuncia a Luciani, bocciato anche questa volta. Turnover per Tomei, sorpresa del girone. Primo tempo trascorso a studiarsi e annullarsi. Curtosi decisivo su Graziani, intervento più semplice su Sant'Arcangelo. Il Messina arriva in porta per demerito di Gilli, che sfiora l'autorete sull'incursione di Lia. Ripresa sempre sotto ritmo, le emozioni sono rare. Pedicillo trova la deviazione di Merelli sul suo destro a giro. Al minuto 31 Maiorino pesca in aria Cardoni, che anticipa Ortisi e batte Curtosi a difesa schierata. Sciotto sceglie la gioventù, incassa i soldi del minutaggio e il Messina ne paga le conseguenze. Minuto 40, Curtosi impacciato sulla punizione dello stesso Maiorino e Petito raddoppia. Il Picerno ringrazia 2 volte, i giallorossi portano a casa qualche complimento e la terza sconfitta esterna. Ripresa degli allenamenti oggi per il Catania. Dopo il successo contro il Monopoli c'è da preparare la trasferta di Caserta. Attenzione puntata su Sturaro e Ierardi, sperando in un recupero proprio per la gara di domenica. Francesco Triolo. Le vittorie di ieri sera di Benevento e Picerno hanno allungato la distanza del Catania dalla vetta della classifica, adesso a 3 punti. Cambia poco per i rossazzurri in questo momento, che reduci dal successo contro l'ex capolista Monopoli adesso mettono nel mirino la trasferta di Caserta di domenica prossima, con una rinnovata fiducia e con l'entusiasmo di chi sa che può solo crescere in questo momento. I rossazzurri da oggi preparano la gara contro i Campani al ritmo di un allenamento al giorno. Da valutare ci sono intanto le condizioni di Sturaro, assente contro il Monopoli, così come Ierardi sul difensore centrale che manca dalla gara contro il Cerignola. Toscano era stato piuttosto ottimista per un recupero in vista proprio della gara contro la Casertana, ma sarà solo l'esito degli allenamenti settimanali a dare un responso definitivo se il giocatore riuscirà a superare i problemi muscolari che lo hanno fermato. La Casertana è reduce dal pareggio di Cerignola e la sfida contro il Catania apre per i Falchetti un ottobre di fuoco con tanti derby, dall'Avellina al Benevento sino a quello con la Gavese. Per questo c'è grande attesa per la sfida di domenica, perché vogliono iniziare questo cammino col piede giusto e rilanciarsi in classifica. Contro il Catania non ci sarà uno dei tanti ex della gara, a Cerignola infatti è stato espulso Contec, che così salterà la sfida contro i rossazzurri. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.